libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. E oggi vorrei parlare con voi della grande truffa dell'Unione Sportiva Europea. A cosa mi riferisco? Al fatto che in questi giorni, diciamo, nel mainstream c'è grande entusiasmo attorno a un tarocco, fondamentalmente. Cioè a un'operazione, diciamo, di post-verità, direbbero quelli bravi, noi diciamo di fronte a un mero tarocco storico e cronachistico. È un tarocco molto rilanciato e su cui si è molto meditato in questi giorni. Il tarocco è il seguente: la somma delle medaglie dei paesi 27 che compongono l'Unione Europea supererebbe, il tarocco sta nel passare dal condizionale all'indicativo, supera il numero di medaglie delle due principali potenze mondiali olimpioniche, Stati Uniti e Cina, e quindi l'Unione Europea ha vinto il medagliere olimpico. Ora, detto così, sembra un'operazione, no, di bislinguaggio orwelliano, ma è andata veramente in scena, con varie gradazioni di, come dire, verosimiglianza e sbraco. Oggi il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha proprio condiviso questa surreale grafica che mette l'Unione Europea al primo posto del podio del medagliere, quindi secondi sarebbero gli Stati Uniti, terza la Cina, mostrando il tarocco nella sua versione più esplicita, proprio grafica. Cioè l'Unione Europea ha vinto le Olimpiadi. C'è stato poi Open, il giornale online di Enrico Mentana, voi sapete, no? Come dire, il finto bastian contrario, in realtà più accomodato di tutti sulle tesi del mainstream, che già a Olimpiadi ancora aperte disse che l'Unione Europea si apprestava a umiliare gli Stati Uniti e la Cina in fatto di medaglie, e quindi era la vera trionfatrice delle Olimpiadi macroniane. C'è stato più seriamente il caso di Open, è addirittura infantile, no? nel suo tarocco. Più seriamente c'è stata in questi giorni su Avvenire una riflessione del sociologo Mauro Magatti, che disse: cosa ci insegna il medagliere olimpico? E però parte anche egli dal tarocco, cioè dal fatto che i paesi che compongono l'UE vincerebbero la competizione. Poi ovviamente Magatti non è un redattore di Open, non è Dario Nardella, fa dei distinguo, riconosce che un'operazione è un teorema sulla carta che non sta nella realtà, però ci indugia parecchio per dire che noi non riconosciamo tutto il potenziale dell'Unione Europea, che sarebbe una potenza in grado di umiliare Stati Uniti e Cina, cosa peraltro che si infrange anch'essa sulla storia. L'Unione Europea al massimo è quello che diceva Henry Kissinger dell'Europa, cioè un gigante economico, un nano politico, un verme militare. Ma al di là di questo, il tarocco è proprio alla base, cioè nell'idea assurda che si possa sommare meramente le medaglie e i trionfi sportivi ottenuti dai vari paesi che si sono presentati alle Olimpiadi in quanto nazioni. Questa che sembra mai una parolaccia nel dibattito, in quanto nazioni dotate di una storia e di un'identità, quest'altra parolaccia del dibattito, di un'identità rivendicata e anche diciamo confliggente all'interno di un sano agonismo, non confliggente in senso deteriore, con altre identità di altre nazioni europee. Anzi, al massimo le Olimpiadi hanno fatto vedere, non nella retorica macroniana, non nell'ultima cena queer, ma nel fatto che appunto le nazioni europee si presentassero in quanto tali e in concorrenza tra loro, hanno fatto vedere il vero valore dell'Europa, che è la diversità, il pluralismo, l'irriducibilità delle varie storie, delle varie nazioni
al soviet eurocratico di Bruxelles. Quindi al massimo hanno dimostrato il contrario le Olimpiadi. In ogni caso, non abboccate al grande tarocco. Non esiste l'unione sportiva. Anzi, lo sport, che è uno dei territori più refrattari all'ideologia, mostra come l'eurofondamentalismo sia un'ideologia. Nella realtà esistono nazioni europee che hanno storia, radici, valori comuni, ma anche che danno il meglio quando esprimono la loro diversità interna. Grazie a tutti, a domani. Avete ascoltato Libera Mente.